Ben ritrovati dalla redazione, falciata da un'auto in manovra nel parcheggio del supermercato mentre andava a fare la spesa. Anna Carmasin, di 70 anni, di Borgo San Sergio, è morta alcune ore dopo all'ospedale di Cattinara. Il trauma cranico non le ha lasciato scampo. Che le sue condizioni fossero critiche è parso chiaro fin da subito quando è rimasta a terra immobile nello spiazzo davanti al Conad di via Morpurgo, nel rione di Domio. Nel tardo pomeriggio di ieri anche l'ultimo barlume di speranza si è spento e nel reparto di rianimazione, dove era ricoverata da mezzogiorno, è calato improvvisamente il silenzio. U-Blox ha formalizzato con apposita comunicazione la revoca dello status in liquidazione e della procedura di licenziamento collettivo. Lo ha reso noto Massimiliano Generutti di USB Lavoro Privato Trieste. Inutile quindi, precisa il sindacalista, il tavolo previsto per il 31 marzo, che doveva chiudere la fase di 45 giorni di confronto con le organizzazioni sindacali. Si crede che, al di là dei tecnicismi legali, U-Blox abbia compreso che va revocato quel clima di sfiducia ingenerato da un atteggiamento di azioni unilaterali senza il coinvolgimento delle RSU e delle organizzazioni sindacali, e che ha prodotto un esodo di quasi 30 lavoratori sui 195 inizialmente impiegati nell'azienda di Sgonico. Un giovane sulla Trentina è finito all'ospedale di Cattinara in seguito a un episodio di autolesionismo avvenuto in via del Lavatoio a Trieste. Seguito dai servizi di salute mentale, ha avuto una crisi che, a causa dell'agitazione psicomotoria del soggetto, ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato e dei sanitari del 118. Durante i momenti concitati si è reso necessario inoltre l'utilizzo del taser da parte delle forze dell'ordine. L'uomo è stato poi sedato dai sanitari, che l'hanno trasportato al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo. Bombe, proiettili e fucili automatici, un vero e proprio arsenale, una delle più consistenti consegne d'armi, se non la più importante in assoluto, quella fatta alla questura istriana da parte di un cittadino residente nel sud della penisola. L'identità e la residenza vengono tenute segrete, come del resto previsto dalle regole della campagna nazionale permanente Meno armi, meno tragedie, promossa nel 2007 dal Ministero degli Affari Interni. L'obiettivo della campagna è quello di stimolare i cittadini a consigliare le forze dell'ordine le armi detenute illecitamente senza subire alcuna sanzione. Previsioni meteorologiche per la giornata: tempo incerto con cielo variabile, possibili piogge sparse, in genere deboli, più probabili nel pomeriggio sera su bassa pianura e coste orientali. Sulla costa e sulle zone orientali vento moderato da nord-est, a tratti più sostenuto a Trieste e sul Carso, e anche in montagna in quota. Temperature massime in lieve aumento in pianura. Temperature minime in pianura fra 6 e 9 gradi e sulla costa fra 10 e 13, le massime in pianura fra 18 e 21 e 15-18 gradi centigradi sulla costa. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.